Buonasera, buonasera a tutti. Allora, stasera non sarà facile, perché è la serata dove c'è la maggior partecipazione, non perché nelle altre due non ce ne fosse, però devo dire che questa sera c'è un sacco c'è un sacco di gente, qualcuno sta ancora entrando, quindi grazie a tutti voi per esservi iscritti e soprattutto grazie per la puntualità. Non sarà facile stasera perché ci sono tanti interventi, quindi bisognerà in qualche modo battere un pochettino il tempo. Il tema è, spero, interessante visto la partecipazione e io avrò l'ingrato compito di dettare un pochettino questi tempi e anche di autolimitarmi, perché su questo tema, spazio e non spazio, in particolare spazio e sport, personalmente potrei andare avanti a parlare per delle ore, però come detto il tempo è poco e cerchiamo in qualche modo di ottimizzare e renderlo super efficiente. Sapete che poi per chi era già qua, chi c'è qua che era già stato alle altre due giornate? Ok, allora per tutti quelli che non c'erano, sapete, e chi ha alzato la mano lo può testimoniare, che il momento clou, dopo le presentazioni, è l'aperitivo di networking. Quindi non solo per il decantatissimo prosecco, ma soprattutto per l'opportunità di poter parlare con tutti i relatori. Ok, beh, siamo in questa serie di eventi, l'ultima giornata di questa serie di 3 eventi che mettono insieme spazio e il non spazio, però diciamo che questa è forse una intuizione o una volontà o una in qualche modo lungimirante decisione che ha voluto la regione del Veneto. Quindi io lascio la parola per i saluti d'apertura all'assessore Francesco Calzavara, Regione del Veneto. Grazie Assessore per essere qui con noi stasera. Grazie, una buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui nella giornata conclusiva di questi tre appuntamenti che abbiamo organizzato e mi fa molto piacere vedere molte persone. Vuol dire che il percorso che abbiamo intrapreso quest'anno di far sì che il Veneto Space Meeting non sia un evento esclusivo della città di Venezia, così come vedremo nella sua terza edizione quest'anno a maggio, ma inizi a allargarsi a tutto il territorio del Veneto, e questa è una prima sperimentazione che abbiamo fatto quest'anno, ma io spero che nella futura legislatura, in chi ci sarà nei prossimi 5 anni, possa far crescere ulteriormente questo evento che sta crescendo tantissimo in Venezia, ma che deve avere la capacità di dimostrare cos'è oggi, le opportunità che l'aerospazio ci dà a tutta la regione del Veneto, cercando di far conoscere quelle che sono anche le nostre eccellenze. E devo dire, stamattina ne parlavamo, anzi oggi pomeriggio ne parlavamo in un'assemblea che per la prima volta si è svolta al di fuori di Bruxelles. Era un'assemblea dell'aerospazio legata al mondo di Copernicus, quindi a tutto quello che è la ricerca del dato e la conoscenza del dato, e mettevo in evidenza proprio che l'organizzazione dello Space Meeting 3 anni fa, al di là di una grande intuizione del presidente Zaia di aver riconosciuto questa opportunità nel nostro territorio, suggerita da Zoppas, insomma, che è stato il promotore di questa idea, ci ha permesso di conoscere anche delle realtà nel nostro territorio che molto probabilmente non conoscevamo o erano talmente disperse nel territorio veneto che rischiavano di non far comprendere qual è invece la forza di una RIR come quella che è stata creata, che sta dimostrando come il Veneto può essere assolutamente protagonista nelle opportunità che la space economy ci darà nel futuro. E quindi questa credo sia un'esperienza che dovremo cercare di continuare, di coltivare e di metterci le risorse che necessitano. Ed è per questo, come dicevo, che abbiamo voluto organizzare questi 3 eventi, cercando di renderli anche attrattivi a un mondo che non necessariamente in una prima fase sta pensando alla space economy come un'opportunità, no? Perché magari qualcuno la vede come qualcosa di talmente gigantesco, pensa a Elon Musk e pensa a queste cose qua e non pensa invece che le opportunità che il mercato darà in futuro potrà essere tale che anche aziende che non immediatamente pensavano all'aerospazio come un'opportunità lo possano conoscere e cercare
di cavalcare, ecco, perché credo che sia un'economia che nel corso dei prossimi anni dovrà essere cavalcata. E un territorio come il nostro, come quello del Veneto, che quando vede delle opportunità non se le fa scappare, sono convinto che aver fatto queste 3 giornate dove abbiamo coinvolto aziende del nostro territorio che sono delle eccellenze a livello internazionale. Cioè pensiamo, qui siamo nella capitale dello scarpone o comunque di tutto quello che è il mondo legato allo sport di un certo tipo e che potranno, secondo me, in futuro avere sicuramente delle forti relazioni o delle opportunità di lavoro. Su questo poi c'è sullo sfondo un'altra iniziativa che abbiamo fatto all'interno di Veneto Space Meeting, che è il Veneto Challenge, e quindi questa Veneto, scusate, Veneto Stars, però che è un challenge, che è una sfida tra giovani europei dove diamo l'opportunità su temi che vengono dati anno dopo anno di cercare di comprendere anche come per loro lo spazio possa essere un'opportunità di lavoro. È alla 3ª edizione, l'anno scorso abbiamo utilizzato il tema dell'utilizzo dei dati satellitari per i beni ambientali. Quest'anno parliamo di Blue Economy e quindi di come la Space Economy può legarsi a un altro tema che riteniamo sia di assoluto rilievo e che nella nostra regione potrà avere delle opportunità anche di carattere universitario in futuro, dove la Blue Economy sarà un altro elemento di grandi opportunità di lavoro e di economia per il nostro territorio. Quindi grazie a tutti chi ha contribuito a realizzare queste 3 iniziative, in primis il padrone di casa Patrizio Boff, che ci ha messo a disposizione questo hub di idee e di continua innovazione. È la dimostrazione che il Veneto è capace di essere attraente di cervelli, no? Tante volte c'è questa narrazione della fuga di cervelli, che sembra che tutte le menti illuminate del Veneto inevitabilmente debbano prendere la valigia e andare in giro per l'Europa. Io credo che sia molto importante dimostrare come qui sempre di più in futuro dovremo cercare di creare una circolazione di cervelli. Non dobbiamo avere paura che i cervelli vadano in Europa, che vadano in America, che vadano in giro a fare le esperienze. Dobbiamo creare le condizioni affinché ritornino nel nostro territorio o si vada ad attrarre cervelli di altre nazionalità. Il Veneto è terra di accoglienza e credo che le iniziative che si stanno facendo sia qui, ma penso anche a H-Farm o altre iniziative, hanno proprio questa visione, cioè di una visione internazionale dove le competenze e le professionalità possono essere sviluppate al meglio. Quindi veramente grazie a tutti. Dovevo essere sintetico e non lo sono stato, ma vedo che Anil non mi ha ripreso e Come quindi posso? vi ringrazio nuovamente tutti quanti per la presenza, per i relatori che danno forza a queste nostre 3 iniziative e che credo ci daranno ulteriore forza per continuare nel futuro a crescere ulteriormente e far sì che questa nostra iniziativa veneta possa diventare veramente un esempio a livello nazionale. Grazie a tutti. Grazie Assessore, grazie mille. Vado velocissimo, visto che è stato evocato, passo la parola al padrone di casa, Patrizio Boff, grazie ancora per l'ospitalità. Eccoci qua, buongiorno, da parte mia e grazie all'assessore, ovviamente a tutta la regione. Questa volta mi prendo Anil qualche minuto in più, no? Vabbè, Perché non più di troppi. qualcuno, vabbè dai, anche 2 slide, diciamo Va bene. così. Ecco, le bugie hanno le gambe corte perché questa è già la prima e arriva subito l'altra. Allora, perché esiste questo posto e perché esistiamo noi? Perché questo è il posto ideale, come ha detto bene l'assessore, assieme ad altri, per dare un'immagine del Veneto, del nostro territorio, dell'Italia. Lo vedete anche nei colori, i tricolori dei cavi che sono sopra la mia testa, che rappresentano il sistema nervoso di quello che abbiamo, perché noi abbiamo una forza incredibile che la resilienza ci insegna, ovviamente il rettore non solo. Bene, spendo veramente qualche minuto per raccontarvi un po' perché esistiamo. Allora, questa è un'iniziativa totalmente privata, un'iniziativa che quest'anno festeggerà i 10 anni. Se avete visto dei lavori in corso è perché proprio abbiamo deciso di darci una svolta e di cominciare a cambiare anche il mood. È nato come, scusatemi, non è di moda, ma dare un give back. Cioè, io ho avuto successo nell'ambito digitale, ho voluto costruire questo per fare in modo di stimolare
l'imprenditoria locale e non solo. Agiamo su 3 direttive che qui abbiamo voluto rappresentare ovviamente come condivisione. La prima cosa, oggi stasera stiamo condividendo delle cose per aiutarvi velocemente poi a crescere, a correre da questo punto di vista e per disegnare insieme il futuro. Questa è una cosa che trovate scritta al di fuori di questo luogo ed è volutamente scritta all'esterno perché vogliamo che chi entri qui entri già nel mood di un certo tipo. E soprattutto crediamo su alcuni valori, che sono 3 in particolare: territorio, innovazione e sostenibilità. Perché innovazione e soprattutto e sostenibilità cosa c'ha a che fare col territorio? Beh, ve lo spiego subito. Allora, questa è una foto tipica del nostro nord-est, che immagino tante volte avete visto, ma forse non tutti vi siete resi conto che questo luogo era così. E quindi dici, caspita, ma è come il capannone che ho vicino a casa? Beh, sì, è vero, è assolutamente così, ma anche la casa che abbiamo qua a fianco è così. Chi non ha mai visto una casa dagli anni 60 vicino a casa? Ok, e qual è l'esercizio che possiamo fare insieme? Pensare a qualcosa di diverso. E quindi qual è lo stimolo dell'innovazione totale che possiamo fare? Lo spazio. Quindi la carlinga nuova, non usata, che si trasforma e che ci dà lo stimolo per l'innovazione. E perché viene colorata sempre all'esterno? Perché ogni volta possiamo ridisegnare l'innovazione che vogliamo, perché cambiano i soggetti. Se pensate che questa carlinga è stata comprata e è arrivata qui nel 2012, guardando un po' la platea, credo che nel 2012 c'era qualcuno che ancora aveva il pannolino, forse, no? Ho detto pannolino per non dire qualcos'altro. E quindi da questo punto di vista possiamo non considerare la sostenibilità come elemento di decisione per qualsiasi cosa noi facciamo? Assolutamente no. La sostenibilità deve entrare come una delle domande per qualsiasi cosa voi facciate. E su questa base noi abbiamo voluto trasformare questo luogo in un luogo che state vivendo. È lo stesso di prima, non è stato costruito 1 metro cubo in più, anzi siamo a cubatura negativa. E da questo siamo partiti con il T3. Il T3 verrà alla luce, anzi sta già avendo la luce, lo trovate qui alla mia destra, dove abbiamo lo spazio di co-living e quant'altro. All'interno ospitiamo già dei giovani che vengono da tutte le parti d'Italia e non solo, che vivono, mangiano, consumano in questo territorio. Quindi ecco allora che aiutiamo a fare l'inversione. Quindi, Assessore, sposo in pieno quello che lei ha detto precedentemente, uno spazio dove poter ovviamente anche stare, giocare un po' nello stile americano, sì, perché qua bisogna farlo, però non ci fermiamo qui. Questo è il nuovo ufficio di Milano che abbiamo aperto qualche settimana fa, si trova a Isola. E perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per aiutare le imprese locali ad avere un ufficio su Milano, perché ahimè, se non hai un ufficio a Milano, non sei nessuno. E quindi in controtendenza totale a quello che è lo spazio e la condivisione, ecco un esercizio. Un altro esercizio che abbiamo voluto fare, un altro modello, è quello di prendere 2 garage nel centro di Treviso. Sapete che i garage sono preziosi come l'oro in questo periodo. Li abbiamo convertiti in uno spazio da dedicare ai giovani. E perché dedicarlo ai giovani a tariffe calmierate? Perché i luoghi comuni di condivisione mancano. E quindi sì, possono essere sicuramente l'università, ma non solo. Servono luoghi di questo tipo, quindi il luogo serve per avvicinare persone e menti dello stesso tipo. Oggi noi siamo qui perché siamo tutti interessati non tanto al luogo, ma a condividere quello che sta succedendo. E l'ultima nostra sfida è nell'ambito dell'hospitality, quindi anche qui abbiamo preso, e questa è un'anticipazione assoluta, uno spazio a Montebelluna, si chiama Castelletto, si chiamerà De Castelletto, è un boutique hotel che aprirà tra 2 mesi nel centro di Montebelluna. Perché investire nel territorio? Perché bisogna crederci nel territorio. È molto facile spendere i soldi a Miami, no? O a New York. Provate a spenderli qui dove la gente vi dice ma va, lascia perdere, ma sei matto, ma come fai a guardare i conti? Come fai a guardare i conti? Perché in realtà ci sono dei conti che sono tangibili e ci sono dei conti che sono intangibili. Se non c'è qualcuno che inizia a fare qualcosa, avremo la desertificazione dei cervelli e del territorio, e quindi da qui un posto unico di livello altissimo, automatizzato, dove i modelli digitali che ovviamente ho imparato nel tempo e che abbiamo già sperimentato con successo in altre soluzioni succedono così. E qualcuno dice perché adesso? Ma allora vi faccio un altro regalo. Questo qui è un affresco che c'è proprio sopra sul castelletto, e se qualcuno è un po' più bravo di me, io ho dovuto usare ChatGPT in questo caso, la frase sopra dice: va se nel tempo che l'uomo non si avvede. Il tempo passa e noi non ci accorgiamo. Più facile lamentarsi che fare queste cose.
E ovviamente su questa cosa è un riferimento al cantico che troviamo del Purgatorio, al quarto cambio del Purgatorio, scusate, mi sto impastando, e poi grazie a Neil perché mi dai sempre un lancio terribile, che è quello del Prosecco. Infatti questo evento è l'evento in cui si consumano più Prosecchi pro capite rispetto ai partecipanti. Ma in realtà ha buona ragione, perché l'anno scorso abbiamo preso il primo premio al Vinitaly per il Prosecco biologico, per uno che non fa vino, scusatemi, ma abbiamo preso anche il 92%, 92 punti su 100 e 91 li abbiamo ritirati come miglior Prosecco Asolo al Vinitaly domenica. Quindi non mi rimane altro che bloccarmi, mi hai rovinato la cantina, e ringraziarvi per questo intervento. Grazie ancora. Grazie Patrizio. Ora facciamo il conto di quanti se ne vanno, perché adesso l'asticella è altissima e tutti vorranno assaggiare il Prosecco che ha vinto il Vinitaly. Bene, andrei avanti con i saluti. Era previsto il saluto del presidente della Rete Innovativa Regionale Aerospazio, quindi Federico Zoppas, che per un problema, guardo la Carlinga, ma anche lui per un problema di voli, di aereo, non è potuto arrivare, però ha mandato un messaggio che vi leggo, così è come se fosse con noi. Fa un po' da messaggio in chiesa, tipo lo ricordiamo con piacere. Allora, signore e signori, mi spiace non poter essere in presenza qui oggi in occasione di questo evento conclusivo del convegno Spazio al non spazio, organizzato dalla Regione Veneto con Agenda Digitale del Veneto, con l'Agenzia Spaziale Europea e con il patrocinio della Rete Aerospaziale del Veneto. Desidero innanzitutto esprimere la mia più sincera gratitudine al padrone di casa, dottor Patrizio Boff, per la sua squisita ospitalità che ha reso possibile la realizzazione di questo importante appuntamento. Un ringraziamento speciale va anche all'assessore Francesco Calzavara, al dottor Gianluigi Masul della Regione Veneto e tutto il loro staff per la dedizione e l'impegno profuso nell'organizzazione di questo ciclo di incontri. Un saluto particolare al dottor Luca Del Monte, in rappresentanza del Dipartimento della Commercializzazione dell'ESA, da sempre molto vicino all'attività della nostra regione. Infine un sentito ringraziamento a Anil Kumar Dave, per noi Anil, per il prezioso lavoro di coordinamento che ha contribuito al successo di questi 3 eventi. Questo appuntamento odierno rappresenta il culmine di un percorso che ha visto la Regione del Veneto, il cluster aerospazio e le università, coordinate dall'Università di Padova, unire le proprie forze e competenze per affrontare tematiche cruciali per il futuro del settore. Sono convinto che gli spunti di riflessione e le sinergie create in queste 3 giornate saranno di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita dell'aerospazio nel nostro territorio, sia per chi è già dentro e sia per chi ha l'ambizione di volerci entrare. Ringraziando ancora una volta tutti i partecipanti per il loro contributo attivo e la loro presenza, auguro a tutti un proficuo proseguimento dei lavori, li aspettiamo numerosi agli Space Meetings del Veneto di maggio. Grazie. Allora, riporterò l'applauso poi anche a Federico Zoppas. Continuiamo con i saluti. Inviterei, quindi in queste tre giornate, vieni di corsa, così facciamo vedere con l'evento sullo sport. In queste 3 giornate abbiamo sempre tenuto il dualismo, no? Spazio e sport, quindi la rete innovativa regionale sullo spazio e Assosport, che lo ricordo solo per quelli che non hanno alzato la mano, è l'unica, correggimi Manuela se sbaglio, è l'unica associazione nazionale di imprese di settore che non ha sede a Milano o a Roma, ma in Veneto. Quindi sì, Patrizio. Maurizio è il fratello che non ha mai voluto riconoscere. Prego. Scusa Patrizio, scusami, è un po' difficile come nome. Ragazzi e tutti presenti, grazie di questa opportunità. Assosport è l'associazione confindustriale che rappresenta il mondo dell'abbigliamento e della calzatura e dell'attrezzatura sportiva. Anche i ragazzi che sono vestiti qua, oppure chi è vestito qua e non è vestito da pinguino, come siamo vestiti noi, vestono di aziende di abbigliamento, calzatura, attrezzatura del mondo dello sport. Spazio Sport è un connubio vincente di grande apprezzamento,
Questo è un mondo fantastico, avete l'opportunità di vivere qui e qui c'è la concentrazione massima delle aziende dello sport. Non a caso Assosport, che rappresenta anche Colmar, Arena, Tecnogin, piuttosto che altre aziende dello sport che non sono qui, però qui c'è un know-how, una competenza, un valore di grande intensità e va condotto in maniera adeguata anche con il supporto della regione. Ma Patrizio sta facendo un grande lavoro proprio per dimostrare che bisogna stare qui e bisogna valorizzare questo tipo di concentrazione, però quello che così mi piace anche affermare è il concetto di innovazione sui materiali, sui tessuti, la wearable technology, le tematiche che vengono colte totalmente dallo spazio, vengono recepite in maniera immediata nel mondo dello sport. Siamo assetati di conoscenza e di competenza, gli imprenditori sono pronti e hanno bisogno di voi. Il concetto di start-up sull'innovazione che riguarda spazio, sport, piuttosto che altre iniziative, sono eccellentemente un'espressione che viene riconosciuta dalle aziende. Quindi effettivamente ascoltiamo attentamente questo tipo di opportunità, perché il mondo imprenditoriale dello sport in questo momento è assetato, come ho detto prima, di questo tipo di iniziative. Grazie. Grazie Emanuela. Emanuela Biel, direttore generale di Assosport. Grazie. Siamo sempre su questo fil rouge. Prosecco ha detto è assetato, quindi alla fine prima o poi dovremmo comunque rimanere. Doveva esserci per concludere i saluti anche il presidente di Union Camera del Vento, dottor Santocono. Non so se c'è qualcuno in rappresentanza, perché c'è il presidente, quindi avrebbe dovuto esserci il presidente, ma ha avuto un problema, un contrattempo, però ringraziamo comunque Union Camera del Veneto per il supporto insieme a Confindustria e a molti altri soggetti ed enti. Partiamo. Allora, spazio e sport. Soprattutto capire che cosa rappresenta intanto lo spazio per il territorio. Patrizio ha citato il territorio come uno dei valori fondanti e in effetti lo sviluppo del territorio passa anche dallo sviluppo economico. C'è in collegamento, credo, con noi il dottor Carmelo Carbotti di Banca Ifis. Eccolo qua, lo Sì, ci vediamo. sono, buonasera a tutti. Buonasera Carmelo. Banca Ifis ha fatto uno studio interessante sull'impatto economico dello sport, dello spazio, scusate, sul territorio e sulle prospettive anche di connessione magari con lo sport. Ci racconta qualcosa, dottore, in tempo brevissimo, ovviamente. Prego. In tempo brevissimo, ora io condividerò anche un documento, se possibile, in visualizzazione. E volevo prima fare i complimenti per questa iniziativa. Spazio non spazio è un nome evocativo, ma soprattutto spesso noi le interdipendenze settoriali le valutiamo in negativo, per esempio l'energia che ha impatto su più settori e via discorrendo. In questo caso si tratta di sinergie positive e quindi veramente complimenti per questa iniziativa. Quindi è stato molto interessante capire, è stato molto interessante capire cosa. Io adesso non sono finestra, eccoci qui. È stato interessante capire che cosa ci potessero dire gli imprenditori, ed questa è, non so se la visualizzazione. La vediamo. Perfetto. Allora, questa è una collaborazione tra Banca Ifis ed Assosport ed è una survey, un'indagine sul campo fatta sui associati Assosport. Quindi abbiamo una selezione di circa 30, 29 precisamente, di imprese che coprono i tre comparti a cui accennava prima la direttrice Viel, quindi abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, circa 1,7 miliardi di fatturato su queste 29 aziende, che sono sia B2B che B2C, un po' un'eccezione nel panorama italiano che ormai da un punto di vista produttivo è soprattutto sul B2B. La prima cosa che abbiamo chiesto è se investite, quali sono
le aree di investimento e quelli gli obiettivi che vi ponete. Bene, i produttori dello sport, chiamiamoli così per dargli un denominatore comune, investono moltissimo in materiali, è la prima area di investimento. Al secondo posto si posiziona l'intelligenza artificiale superando le energie rinnovabili che fino all'anno scorso sarebbero state sicuramente al secondo posto, ma lo sappiamo che l'intelligenza artificiale è al centro di ogni Dottore, sviluppo. Sì? sì, è sempre sulla prima slide o sto andando avanti? Sto andando avanti. Ah, perché mi stavo preoccupando. Se può andare avanti allora, perché noi vediamo solo la prima. Metta in modalità presentazione. È in modalità presentazione. No, è in modalità visualizzazione. Stucchi il Mm. bottone. Bravissimo. Ho usato anche un linguaggio consono, visto? Quindi lo Stucchi il vede? bottone in basso a destra, dottore. Eh sì, Va bene, va bene, va bene. Va bene. perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, materiali avanzati, intelligenza artificiale al secondo posto che ha superato le energie rinnovabili 12 mesi fa, non sarebbe stato così e poi via avanti, automazione, robotica, soluzioni digitali. Gli obiettivi, innovazione di prodotto, miglioramento della relazione con i clienti. Questo è un utilizzo molto avanzato dell'intelligenza artificiale. Si pensa spesso in ambito in ambito impresa all'intelligenza artificiale come per la sua capacità di ottimizzare costi e processi produttivi, ma i produttori dello sport ci stanno ragionando in termini di sviluppo e customer engagement. Poi siamo arrivati al dunque, visto che parliamo di spazio nel non spazio. Abbiamo chiesto agli imprenditori di Assosport che investono, scusate, che investono in intelligenza artificiale, abbiamo chiesto quale fosse il loro fatturato. Allora, quello che è emerso è che già il 20% delle imprese investono in intelligenza artificiale e queste imprese hanno un fatturato medio molto, molto limitato, sono delle piccole imprese. Allora, che cosa ci dice questo? Ci dice che siamo di fronte non solo a uno strumento generativo molto potente, ma uno strumento probabilmente con una forte valenza democratica e alla portata di tutte le imprese. Passando poi alle tecnologie, alla connessione con l'aerospazio, abbiamo fatto due tipi di domande. La prima è: avete tecnologie che provengono dall'aerospazio, sviluppate nell'ambiente aerospazio e che utilizzate sui vostri prodotti? Beh, già un 10% di imprese che valgono il 4% di quel fatturato che ho indicato prima, quindi ancora una volta le piccole imprese sono fortemente dinamiche, ci dice di utilizzare tecnologia aerospaziale. Quindi cosa possiamo dedurre? Che il processo è alle sue battute iniziali, ma che già un mini trend. Poi abbiamo... Dottore, a che Sì? slide è? Niente, non riesce ad avanzare? No, no. Mm. Va bene, allora senta, forse facciamo così. Tolgo la... adesso... Ricominciamo da capo, no. Ecco, eravamo alla 7 di 7. Ci provo. No, non sono così tante. Che pagina vedete? La 5. La 5, perfetto. La 5 è quello che ho appena commentato dicendo che c'è un 10% di imprese che valgono il 4% del fatturato che utilizza già tecnologie aerospaziali, quindi è un processo alle sue battute iniziali, ma questo fenomeno è già un mini trend, quindi grande sensibilità da parte degli imprenditori. Ma è anche l'aerospazio che può approfittare della ricerca e sviluppo e dell'innovazione nell'ambito dell'impresa dello sport, perché il 55% di queste imprese sta investendo nello sviluppo di nuovi materiali e il 31% degli imprenditori che stanno investendo in nuovi materiali ci dicono che con ogni probabilità quella ricerca porterà a dei risultati che può essere di interesse anche per l'aerospazio. Quindi
abbiamo due forme di ricerca, una in ambito aerospaziale e una in ambito dell'impresa dello sport, che già adesso possono trovare delle sinergie. Era importante, e qui chiudo, era importante da esaminare questo processo, perché dalla sensibilità degli imprenditori, di una parte e dell'altra, quindi di entrambi i settori produttivi, che possono nascere le migliori sinergie. Quindi il punto è stato colto correttamente, c'è già un processo all'interno dell'impresa che sta portando a una sinergia e una cross-fertilization, come direbbero gli anglosassoni. E qui mi Dottore, fermo. grazie. Grazie a voi. Mille. Grazie, perché in effetti ci vuole, no? Come dire, gli americani, gli inglesi dicono setting the scene, quindi avere un po' i numeri in mente. Poi però vedremo di confrontare questi numeri con la visione, invece questo era un numero zoomato sul territorio, poi, non spoilerò, però vedremo i numeri invece globali della space economy, quindi che cosa vuol dire in effetti questo grande potenziale mercato. Grazie dottore, ovviamente se vuole rimanere collegato assolutamente benvenuto, e la prossima volta speriamo di averla con noi. Lei la bottiglia di Prosecco non ce l'ha, Eh sì, e quindi questa toccherà mi aprire il mancheranno un frigo. poco. Va bene, grazie Grazie a mille. voi e buon lavoro. Allora, dunque, devo andare veloce, quindi mi spiace, ma devo correre un po'. Allora, che cosa ha in comune la Stazione Spaziale Internazionale, l'oggetto più grande mai costruito al di fuori dell'orbita, mettiamolo così, in orbita bassa terrestre, è un oggettone, voi tra l'altro, parlo ai ragazzi dell'ITS, siete la generazione ISS, in verità qualcuno vi comincia già a chiamare generazione Artemis, ma questo è un altro discorso. La generazione ISS, cioè quella che da quando è nata ha sulla testa un oggetto che a 400 km di altezza di orbita viaggia a 27.000 km all'ora. Per voi è normale? Per voi è normale vedere gli astronauti che vanno, che tornano, che vengono portati, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa ha in comune la Stazione Spaziale Internazionale, e questo mi rivolgevo ai giovani, con, visto che parliamo di sport, lo sport che i diversamente giovani che sono presenti qui in sala hanno una volta nella vita praticato. Questo l'abbiamo praticato tutti. Questo sport qui credo che l'abbiamo fatto tutti. Ritorniamo su una cosa invece che tutti abbiamo, visto che abbiamo alzato la mano prima, quanti di voi hanno il telefono in mano in questo momento? Ok. Quindi cosa ha in comune la stazione spaziale, Pong, e lo smartphone, lo smartwatch o gli oggetti smart? Sono tutti derivati da questo oggetto